Sono circa 37 i milioni di euro destinati al piano regionale 2019-2020 per la lotta alla povertà, un provvedimento fondamentale. Non si tratta di misure assistenziali, ma di azioni che mirano a colmare le debolezze che determinano la condizione di indigenza, lavorando con i soggetti e con i nuclei familiari in modo multidisciplinare. Il piano, che prevede azioni di contrasto alla povertà che consentono di sostenere le emergenze e le urgenze dei cittadini più deboli sotto il profilo economico mediante l'adozione di misure che aiutano il reinserimento attivo nella società, ha avuto il placet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che lo ha ritenuto coerente con l'atto di programmazione nazionale ed idoneo a consentire il trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali sociali tramite i comuni capofila. Noi arriviamo ad un complessivo investimento che si aggira intorno ai 38 milioni su questo piano, con una parte che proviene dal nazionale, ma una consistente parte che sta investendo Regione Calabria proprio per alleviare i livelli di povertà che qui sono elevati, e sono elevati sia perché c'è una situazione di mancanza di lavoro, ma sono pesanti anche per situazioni di lavoro che non soddisfa il bisogno. Per 3 giorni nella sede della Cittadella a Catanzaro si svolgeranno incontri e dibattiti per illustrare il piano regionale di contrasto alla povertà, con una giornata dedicata all'inquadramento del REI, del piano povertà e alla presentazione dello schema di piano di attuazione locale a favore degli ambiti territoriali. Poi si passerà alle linee guida e agli strumenti operativi per la presa in carico. Lo strumento su cui si impernia è il tirocinio di inclusione, che sostanzialmente è una misura che consente di dare un sostegno finanziario a patto che chi lo riceve sia impegnato in una attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e comunque di reinserimento sociale, perché l'obiettivo è quello di riportare le persone all'autonomia, non di mantenerle in uno stato di bisogno o comunque di assistenza. E su questo però si impernia in una serie di altre misure, sapendo che il piano si pone un obiettivo di dare ai singoli, ai nuclei familiari, tutte quelle condizioni che consentono di arrivare all'autonomia familiare, gestionale e economica.